minuti di questa puntata di Gioventù Politica. Invito gli ospiti a stare gentilmente in silenzio, se no non riusciamo a partire e a far parlare poi gli ultimi ospiti che devono dire la loro. Abbiamo Daniele Roncolato di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Allora, sei d'accordo con quello che dicono il Movimento 5 Stelle su questa legge elettorale, che è una schifezza? Allora, io non lo so quanto penalizzi il Movimento 5 Stelle con questa legge elettorale, perché comunque il Movimento 5 Stelle ha preso oltre il 20% l'ultima volta, anzi 24. C'è da dire una cosa, che a mio avviso c'è tra parentesi il rischio che il Movimento 5 Stelle vada al ballottaggio con questa cifra qui. Giusto. Ok, quindi bisogna studiare bene le cose. Poi 37% vuol dire che in Italia andremo al ballottaggio penso per 7-8 volte, perché comunque sappiamo bene che al ballottaggio poi va metà quasi della gente, del popolo italiano a votare. Per quanto riguarda le preferenze, io sono d'accordo in introdurre le preferenze, dopo possiamo dire di tutto, che ci sia gente che compra le preferenze, che c'è la mafia che porta le preferenze, possiamo dire qualsiasi cosa. Però alla fine è un modo per dare al popolo sovrano la possibilità con una matita di scegliere il proprio candidato. Ecco, io non sono d'accordo in questa legge elettorale, secondo me non è cambiato nulla rispetto a quella precedente, che non ero comunque d'accordo nemmeno a quella precedente, quindi il doppio turno sicuramente andrà a finire così, cioè Berlusconi non è contento comunque di questa legge elettorale, Alfano comunque vuole le preferenze e se tutto va bene avremo sto governo che per l'ennesima volta cadrà per una legge elettorale che nessuno comunque conviene in questo momento. Benissimo, grazie Daniele per la tua sintesi. Franca Longo, anche a lei chiedo di essere breve. È spiegata bene la situazione. Nelle prossime elezioni comunali di tutti gli enti locali, quindi comuni, c'è la possibilità di esprimere 2 voti, un uomo e una donna, cioè ogni cittadino può votare un uomo e una donna, o può votare un solo uomo oppure una sola donna, ma questa nuova opportunità della doppia preferenza di genere va colta. Certo. Questa ha prodotto in Campania, con l'introduzione della legge regionali, l'elezione di 14 donne. In Sardegna, sull'ultima votazione regionale, ne hanno elette solo 3. Quindi la doppia preferenza di genere è un'opportunità importante, gigantesca, deve essere introdotta anche a livello nazionale, sulla nuova legge nazionale. Questa nuova legge nazionale è terribile perché il 50% della popolazione non andrà a votare comunque e non sarà in grado di raccogliere quella opportunità di nuovo di partecipare alla vita politica. Comunque sono le 120 micro circoscrizioni con la possibilità di mettere solo uomini primi di lista esclude per l'ennesima volta molte donne. Certo, grazie. Condivido, grazie. Dobbiamo chiudere. Condiviso con la signora, prima sono stata contro, adesso sono d'accordissimo. Per quanto riguarda la legge elettorale, quindi signora, vero? Sai, io sono una che dice quello che pensa, quindi su questo. Grazie Mariella. Noi no, noi diciamo quello che sono gli altri. Buona. Allora Stefania Barbieri, a te il compito di chiudere questa puntata, se la Mariella sta un attimo tranquilla, dopo riparliamo. Allora Stefania Barbieri, consigliera di parità della provincia di Treviso, ci volevi parlare? Sì, io chiudo semplicemente dicendo questo. Io auspico una maggior presenza in politica dei cittadini, cioè una maggior condivisione anche di questi percorsi, perché più si ha la coscienza politica, la coscienza etica e più migliorerà questo Paese. A questo proposito vorrei ricordare un corso di formazione politica che ha proposto la Commissione Pari Opportunità della Regione del Veneto, è iniziato il 3 marzo, sono 7 incontri ed è un percorso veramente straordinario. Inviterei chiunque avesse la voglia e la possibilità di frequentare questo corso di informarsi. Come deve fare per informarsi? Commissione Pari Opportunità della Regione del Veneto, basta andare nel sito e lì si trova anche tutto il programma. Chiudo dicendo che una società che funziona è una società equilibrata, che ha la condivisione di ruoli e la condivisione di responsabilità. Penso che con questo si possa dire tutto. Certo. Grazie. Grazie Mariella. Allora dobbiamo chiudere, ormai il tempo è scappato via. Allora io ringrazio innanzitutto gli ospiti che sono stati
stati in studio e che hanno animato questo nostro confronto, peraltro molto educato questa sera. Ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito e come ho fatto altre volte, ma questa volta con un pochino più di, diciamo così, di enfasi e di convinzione, l'invito a contattarci perché potete partecipare anche voi qui in studio alla trasmissione Gioventù Politica, potete essere ospiti, magari anche arbitri, perché no? Avrete un posto esclusivamente per voi, avrete modo di intervenire e magari di criticare o di stimolare i giovani della politica che abbiamo in studio ogni giovedì sera alle 21. Dunque potete mettervi in contatto con noi, il numero di telefono è sempre lo stesso, vi invitiamo a farlo, vi vogliamo qua nei nostri studi. Grazie ancora a tutti quanti gli ospiti, grazie ai telespettatori, l'appuntamento è giovedì prossimo, Gioventù Politica, arrivederci. Grazie a tutti.